va fatto un plauso a questo sistema educativo che cerca di insegnare per l'appunto ai ragazzi e anche ai bambini qual è la realtà e cerca di farli immedesimare, no? nelle persone più fragili. È un sistema educativo che è stato attaccato con inaudita violenza. Questa non è una polemica, è una forma di intimidazione sostanzialmente da parte di chi invece ha potere, esercita potere e cerca per l'appunto di impedire l'esercizio della libertà didattica che è tutelata dall'articolo 33 della Costituzione. Anche Gianfranco Schiavone, presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà, è intervenuto in merito alla polemica scoppiata dopo la visita di una classe quinta della scuola elementare Arpalice Cuman Pertile di Marostica in Piazza della Libertà a Trieste. I bambini avevano distribuito i pasti ai migranti, raccontando l'iniziativa della scuola volta a simulare e conoscere le difficoltà del viaggio dei profughi attraverso la rotta balcanica. Il tutto filmato con il telefonino da Lorena Fornasir, presidente dell'associazione Linea d'Ombra, che aveva poi postato sui social l'esperienza dei bambini. Alcune ore dopo il video era stato rimosso. Fornasir, contattata telefonicamente dalla nostra emittente, ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Ma la polemica intanto prosegue. Al centro il fatto che la piazza sia teatro di episodi gravi, quali rapine, risse e accoltellamenti. Ieri i parlamentari di centrodestra si erano mossi subito, depositando un'interrogazione al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. Attesa per la prossima settimana un'ispezione del ministero alla scuola di Marostica per far luce sull'episodio. Sono politici che hanno paura della libertà educativa, sono politici che guardano a modelli di società autoritaria, come in tutte le società autoritarie il potere controlla l'informazione e controlla l'educazione, si pensi al fascismo italiano, ma a qualunque sistema autoritario. Evidentemente ci sono molte nostalgie per questo tipo di realtà. Dall'altro lato, l'europarlamentare della Lega Anna Maria Cisint è tornata all'attacco. Ancora una volta la sinistra dalla parte sbagliata della storia, in questo caso la scuola, le maestre, hanno trattato i bambini come migranti irregolari. È inaccettabile che vengano bendati per spiegare loro che i migranti irregolari sulla rotta balcanica scappano dalla polizia. È un messaggio sbagliatissimo, gravissimo e inaccettabile. Come gravissimo e inaccettabile che quei bambini piccoli siano stati per coinvolgerli in un orientamento politico che non devono subire a quell'età, siano stati portati in una piazza, la Piazza Libertà, che più volte è stata teatro anche di episodi molto gravi. Non più tardi di una settimana fa un accoltellamento.